Vogliamo innalzare il nostro Signore, amen. Ci alziamo all'impiedi e iniziamo a dare lode e gloria al nostro meraviglioso Signore. Padre Santo, Dio d'amore, ancora in questo momento veniamo alla Tua presenza per i meriti di Gesù Cristo, Tuo Figlio, Signore. Vogliamo ringraziarti, Padre, ancora per questo giorno, Signore, per la vita che ci ha donato, per come Tu ci fai grazia ancora in questa sera di poterti lodare e adorare, Signore. Ancora in questo momento ti prego, Padre, che il Tuo sangue, Signore, possa scendere sulle nostre vite affinché possiamo essere imbiancati, oh Padre, mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. E ancora prendiamo autorità nel nome di Gesù e leghiamo ogni spirito immondo, ogni principato, ogni potestà sia legato nel nome di Gesù Cristo. E vogliamo darti tutta la lode e la gloria, Padre, che in Cristo Lui ha. Date la gloria, Signore. Qualsiasi cosa accada, gioia, oh. Mi hai dato gioia. Mi hai dato gioia al mattino, Dillo. gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accada, gioia, oh. Perché non dovrei cantare le lodi nelle difficoltà? Perché non dovrei darti il mio cuore se vedo la tua bontà? Dillo. Non avrò vergogna, io non temerò, salvezza ho trovato in te. Ciò che è folle per gli altri, per me è libertà, e adesso non mi tratterrò. Mi hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accada, gioia, oh. Gesù, io mi arrendo alla tua presenza, danzo solo per te. Dillo. Mi rendi più forte quando ti lodo, riempimi di te. Non avrò vergogna, io non temerò, salvezza ho trovato in te. Ciò che è folle per gli altri, per me è libertà, e adesso non mi tratterrò. Dillo. Mi hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accada, gioia, oh. Mi hai dato gioia. Mi hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accada, gioia, oh. Passiamo le mani al nostro Re, al Re dei Re, al Signore dei Signori, alleluia. E vogliamo dichiarare: gioia c'è nel mio cuore questa sera, alleluia. Gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, alleluia. Gioia c'è. Gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, alleluia. Dichiaralo: Gesù. Gesù è la mia gioia, Dillo. Gesù è la mia gioia. Lascia ogni peso e dillo: Gesù è la mia gioia, alleluia. Adoratori, Gesù. Gesù è la mia gioia. Dillo. Alleluia. Gesù.
Alleluia. La gioia del Signore è la nostra forza. Sì, Signore. E come è scritto nel Salmo 145, io ti esalterò, o mio Dio e mio Re, e benedirò il tuo nome in eterno. Ti benedirò ogni giorno e loderò il tuo nome in eterno. Sì, Signore, vogliamo lodarti in eterno, perché tu sei la nostra gioia, oh Padre, e nella tua presenza, Signore, c'è gioia a sazietà. E ancora in questo momento, Signore, vogliamo innalzare il tuo nome, Signore. Vogliamo glorificare te, unico e solo Dio. Alleluia. Innalziamo il Re di gloria. Amen. Diamogli lode e gloria. Alleluia. Che egli è degno di essere innalzato, lodato, adorato. Alleluia. A te la gloria, Signore. A te l'onore, Gesù. Alleluia. Quanto bello sei, Gesù, sono le tue parole ed il tuo amor. Quanto glorioso sei, Gesù, e il tuo potere, dillo, fu la tua croce, quella che mi salvò e mi riscattò. per un momento solo lì, mi dai libertà. Diamo gloria a Gesù, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, a te Gesù, a te Gesù, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, a te Gesù. Quanto bello, alleluia, dillo, Quanto bello sei Gesù, sei, Gesù, sono le tue parole ed il tuo amore. quanto glorioso, Quanto glorioso sei, Gesù, e il tuo potere fu la tua croce, fu la tua croce, quella che mi salvò e mi riscattò. Per un momento solo lì mi dai libertà. Ti do gloria, gloria per sempre. ti do gloria, gloria, Alleluia. ti do Gloria, gloria, a te Gesù, a te Gesù, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, a te Gesù. Vogliamo dirlo insieme? Con una corona di spine devi vestire per sempre, con una corona di spine, dillo, di vestire per sempre, con una corona di spine devi vestire per sempre, con una corona di spine, Gesù, devi vestire per sempre, dillo, e ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, a te Gesù, e ti do gloria, gloria, diamo gloria a Gesù, alleluia, ti do gloria, gloria, a te Gesù, ti diamo gloria. Alleluia. Diamo gloria a te, Signore.
Tu mantieni in pace perfetta colui la cui mente rimane ferma in te, perché confida in te. Confidate nell'Eterno per sempre, perché l'Eterno, sì, l'Eterno è la roccia eterna. Signore Dio, noi confidiamo in te, oh Padre. Ancora in questo giorno abbiamo riposto in te la nostra speranza e la nostra fiducia, Signore. E sappiamo, Padre, che tu non vieni meno alle tue promesse. E ancora in questo momento, Signore, vogliamo entrare nei tuoi cortili con lode e ringraziamento. Vogliamo aprire il nostro cuore alla tua presenza ancora in questo momento, Signore. Vogliamo essere quegli adoratori che tu ancora in questo tempo stai ricercando su questa terra, perché tu cerchi veri adoratori. E che il nostro cuore questa sera possa essere un altare di adorazione, affinché questa adorazione, Padre, possa salire nelle tue naricità. Stendi la tua mano, Signore, e intervieni in ogni richiesta di preghiera, Signore. Ti adoriamo, Padre. Adoriamo il Signore insieme, amen. Offri la tua adorazione al Signore questa sera. Offri il tuo cuore, offri tutto te stesso. La sua presenza è qui, alleluia. Ed Egli è qui per intervenire nei nostri bisogni, per rialzare colui che è caduto, per dare forza a colui che è stanco. Ti ringraziamo, Signore. Adoriamo il Signore insieme, amen, alleluia. Quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. Trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Sei la speranza del cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che senza, tu sei il mio Dio, non dubito. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Sì, Signore. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. Gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza.
Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? se tu Gesù Sarai con me, io vincerò comunque. Tu sei la forza. Adoratori, dillo. Sei la mia speranza, Gesù. Tu sei la certezza. Tu sei il mio Dio. Sei Gesù, tu sei con me. Se tu Gesù sarai con me, dillo. Se Gesù tu sei con me. Se tu Gesù sarai con me, io Vincerò comunque. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che senza. Tu sei il mio Dio, non dubito. Tu sei il mio Dio, non dubito. Tu sei il mio Dio, non dubito. Alleluia. Sì, Signore, tu sei il mio Dio e io non ho dubbi, Signore. E quando sono nella tua presenza, Signore, trovo ristoro. Sì, Signore, se tu sei con me, chi sarà contro di me? In te, Signore, abbiamo vittoria. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore e dalla peste mortifera. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai lo spavento notturno, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa a mezzodì. 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma a te non si accosterà. Basta che tu osservi con gli occhi e vedrai la retribuzione degli empi. Perché tu hai detto, o Eterno, e hai fatto dell'Eterno l'Altissimo, il tuo Signore. Sì, Signore, se tu sei con noi, nessuno sarà contro di noi. E ancora in questa sera, oh Padre, vogliamo adorarti e ringraziarti per questo onore e per questo privilegio che tu ci doni, Signore. Ricevi questa adorazione, oh Padre, che esce da cuori sinceri, da cuori arresi, da cuori umili, Signore, che cercano soltanto la tua presenza e la tua parola. Alleluia. Adoriamo il Signore insieme, amen. Adoriamo l'Onnipotente Dio, alleluia.
sei re degli oceani, in pace sarò con te, oh Dio. Nascondimi, Nascondimi sotto le ali tue, Gesù. sotto le ali tue, Coprimi, coprimi con la tua potente mano. Quando la tempesta incomberà, io mi eleverò. io mi eleverò con te sul mare. Padre, tu sei re degli oceani, in pace sarò con te, oh Dio. Dichiaralo, l'anima mia, Gesù. L'anima mia Riposa, riposa solo in te, nel tuo potere. ho fede e tranquillità, dichiaralo. Ho fede e tranquillità quando la tempesta incomberà. Io mi eleverò con te sul mare. Padre, tu sei re Dillo. degli oceani, In pace, Gesù. in pace sarò con te, oh Dio. Quando la tempesta incomberà, io mi eleverò con te sul mare. Padre, tu sei re degli oceani, in pace sarò con te, oh Dio. In pace sarò con te, Gesù. In pace sarò, Gesù. Dillo, in pace sarò con te, Gesù. In pace Sarò con te, oh Dio, in pace sarò con te, oh Dio, Dillo. in pace sarò con te, oh Dio. Quando la tempesta incomberà. Vogliamo dirlo insieme. Io mi eleverò con te sul mare. Padre, tu sei re degli oceani, in pace sarò con te, oh Dio. In pace sarò con te, oh Dio. In pace sarò con te, oh Dio. Alleluia. Sì, Signore. Tu sei la vera pace.
quella pace che il mondo non potrà mai avere perché non ti conosce. Noi siamo grati a te, oh Padre, perché abbiamo conosciuto e ricevuto quella vera pace. E ancora, Padre, come è scritto in Isaia, ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduta su di lui e per le sue lividure noi siamo stati guariti. E ancora in questa sera, Padre, a motivo della tua parola, Signore, io voglio proclamare e dichiarare guarigione sugli ammalati del tuo popolo, Signore, che ogni infermità, Padre, sia seccata nel nome di Gesù Cristo, Signore. E voglio pregarti ancora per queste richieste di preghiere. Voglio pregarti per Gabriele, per Naomi, per Giulia, Signore. Ti preghiamo, stendi la tua mano affinché ci sia guarigione completa. Ancora Margherita per influenza, Signore, che secchi l'influenza nel nome di Gesù Cristo. Ancora per il pastore Margherita, Signore, continua tu ad ungerli, Signore, e ad usarli per la tua gloria. Ancora per Gigi, Signore, per questo intervento all'occhio, Signore. Guida tu la mano dei medici, Signore, affinché questo intervento risulti all'ode e gloria del tuo nome. Ancora voglio pregarti per i nostri figli, per i nostri mariti. Signore, stendi la tua mano, Signore, che possano conoscere te, l'unico e solo Dio. Ancora vogliamo pregarti per tutti i bambini del mondo, Signore, stendi la tua mano potente, che ci sia protezione, oh Padre, su ogni fanciullo, su ogni bambino, Signore. Ancora Raffaele, davanti a te per guarigione completa nel corpo e per lo spirito. Ancora non ci vogliamo dimenticare, Signore, di Camillo, di Vittorio, di Michele, di Mario, Lello, Andrea, Raffaele, la sorella Patrizia e quanti ancora, Signore, oh Padre, stanno gridando a te per ricevere questa guarigione, Signore, ma a motivo della tua parola, Signore, come abbiamo letto e come abbiamo ricevuto, noi crediamo, Signore, ancora in questo miracolo, ancora in questa sera, e riceviamo questa guarigione, all'ode e gloria del tuo nome, Signore. E ancora gli ospedali, le carceri, le case famiglie, gli orfanotrofi davanti al tuo trono, Signore. Questi luoghi dove c'è tristezza, desolazione, afflizione. Ti preghiamo, Signore Dio, stendi la tua mano, che la tua pace, Signore, possa entrare in quei luoghi, Signore. Possa riempire i cuori, possa portare refrigerio, salvezza, oh Padre. E ancora voglio pregarti questa sera per la tua santa e meravigliosa parola, Signore, che i nostri cuori siano aperti questa sera. Che la tua parola possa entrare in profondità, Signore. Ungi le labbra del tuo servo, Signore. Parla attraverso il suo cuore, oh Padre. Abbiamo bisogno della tua parola. Abbiamo bisogno del tuo consiglio, Signore. Siamo qui, Signore, per ricevere questa sera. E ancora in questo momento mettiamo il prosieguo di questa riunione, Padre, nel palmo della tua mano santa. Sii tu a guidare ogni cosa, Signore. E a te vogliamo dare tutta la lode e la gloria, Padre, in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. A te la gloria, Signore, a te l'onore, Gesù. Santo è il nome dell'Eterno, alleluia. Se c'è qualcuno che vuole testimoniare per la gloria di Dio, lo possiamo fare in questo momento, amen. Se non c'è nessuno, possiamo passare all'offerta. Ok, passiamo all'offerta, amen. Alleluia, vogliamo pregare per l'offerta. Amen. Signore Dio, ancora in questo momento veniamo alla tua presenza e vogliamo dare a te, oh Padre, questa offerta, Signore. Ti vogliamo dire grazie per come ci dai l'opportunità di dare, Signore, e noi vogliamo dare per l'avanzamento del tuo regno. Ancora ti prego di benedire ogni donatore allegro, benedici il tuo popolo, la tua eredità, oh Padre. Prenditi cura, oh Padre, di chi è nel bisogno, e a te diamo tutta la lode e la gloria, Signore, in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. E la fine, tutto è in mano a te, come una nuvola, la tua presenza è qui, riempi questo luogo di te, mi avvolgi e mi circondi, potenza e gloria sono il manto tuo, niente può resistere alla tua nuvola che riempie questo luogo di te. dillo, Portami dove tutto è possibile, dove gli angeli ti adorano.
Alleluia. Sì, Signore, portaci in alto a sperimentare ancora una volta la tua grazia e la tua misericordia. Vogliamo ascoltare ciò che Dio ha messo nel cuore del suo servo questa sera. Dio parlerà alle nostre vite. Amen. Alleluia. Alleluia. Pace a tutti voi e pace a quanti sono collegati con noi da casa, dove troveremmo, fratelli e sorelle, ristoro, riposo, gioia, benedizioni, se non nella casa di Dio. Questo mondo ci offre sempre continuamente prove, difficoltà o tentazioni, ma sia ringraziato il Signore per ancora in questa sera, per come è vicino a noi e per come Egli ci parlerà ancora attraverso il prezioso consiglio della sua parola. Amen. In questa sera io voglio parlarvi, che Dio ha messo una parola nel mio cuore, voglio parlarvi di tentazioni, ma soprattutto non solo di tentazioni, ma come si può vincere la tentazione, perché se Dio ci parla di un aspetto della nostra vita, ci dà anche consiglio attraverso la sua parola, come poter vincere, non solo soccombere sotto le tentazioni del nemico, ma soprattutto come riportare una schiacciante vittoria nel nome di Gesù. Quindi vogliamo prendere Luca capitolo 4, anche se è un passaggio narrato anche in altri Vangeli, ma prendiamo in Luca capitolo 4 i primi 13 versetti. Voglio parlarvi della tentazione del Signore. Se abbiamo preso, vogliamo anche pregare. Alleluia, Signore. A te la gloria, caro Padre. Signore Dio nostro, noi in questa sera con cuore allargato, umiliato, timoroso, Signore, ci accingiamo, Signore, a meditare il prezioso consiglio della tua parola. Ti ringraziamo per la parola che in questa sera ancora tu vuoi donare alle nostre vite, per consigliarci, per darci direzione, ma soprattutto per darci vittoria in ogni cosa. Io voglio ringraziarti personalmente, Signore, per la grazia, per l'opportunità, il privilegio, Signore, che tu mi doni di poter meditare questa parola insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle, e ti prego come sempre e chiedo la guida e l'unzione del tuo Spirito sulla mia vita affinché ogni mia parola, Signore, sia secondo la tua volontà. Io voglio ringraziarti e benedirti, Signore, ancora per questo tempo che tu ci doni di essere qui nella tua casa, di poter ricevere ancora, e noi ti diciamo grazie nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, alleluia. Siamo pronti? Allora vogliamo leggere dal primo versetto, dice così questa parola meravigliosa, Luca 4, i primi 13 versetti. Or Gesù, ripieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto. E per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Durante quei giorni non mangiò nulla, ma quando furono trascorsi egli ebbe fame. E il diavolo gli disse: se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Ma Gesù gli rispose dicendo: sta scritto, l'uomo non vivrà soltanto di pane, ma di ogni parola di Dio. Poi il diavolo lo condusse su di un alto monte e gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo. E il diavolo gli disse: io ti darò tutto il potere di questi regni e la loro gloria, perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio. Se dunque tu, prostrandoti, mi adori, sarà tutta tua. Ma Gesù rispondendo gli disse: vattene via da me, Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Poi lo condusse a Gerusalemme, lo pose sull'orlo del Tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù di qui, perché sta scritto, egli comanderà ai suoi angeli attorno a te di custodirti, ed essi ti sosterranno con le loro mani affinché il tuo piede non urti contro alcuna pietra. E Gesù rispondendo gli disse: è stato detto, non tentare il Signore Dio tuo. E quando il diavolo ebbe finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino ad un certo tempo. Fin qui la parola di Dio. È una parola che quando la leggiamo, diciamo proprio nei primi versetti, dice che e Gesù, ripieno di Spirito Santo, fu condotto nel deserto. Mi sembra alquanto strano che una volta che, sapete meglio di me, questa colomba era scesa sul Signore nelle acque del Giordano, quindi
simboleggiava proprio questa discesa dello Spirito Santo sul Signore. Questo Spirito dell'Eterno dove lo guida? Il Signore non lo guida in una bella prateria, in un bel posto, ma lo guida in un deserto dove non c'è nulla, fratelli cari, dove non c'è acqua, non c'è cibo, non c'è ombra, non c'è nulla, c'è solo un sole cocente di giorno e un freddo di notte, perché nel deserto, nella notte c'è freddo. E dice la parola di Dio, forse è capitato anche a noi, che quando abbiamo accettato il Signore, abbiamo dato il cuore a Gesù, forse pensavamo che tutte le nostre problematiche della nostra vita si sarebbero dissolte in un niente. Invece forse ci siamo accorti, fratelli cari, che i problemi, le tentazioni, le difficoltà forse si sono moltiplicate tantissimo. E forse molti di noi dicevamo, ma io ho scelto il Signore, ho dato il cuore a Gesù, ma come mai tutte queste difficoltà? Io dicevo prima nella preghiera, fratelli cari, che è vero che noi attraversiamo problemi, difficoltà, ma soprattutto non ci dobbiamo mai dimenticare, fratelli cari, che se a volte noi abbassiamo un po' la guardia, il nostro nemico sta sempre lì. E in vari modi, in varie tentazioni, ne può usare svariate, ma lui, il suo lavoro quotidiano, incessante, è quello di tentare i figli di Dio. È quello di ogni tanto bussare al nostro cuore, alla nostra vita, alle nostre case, a bussare e a tentarci, a dire fammi vedere un po' se questa casa è custodita, se non è custodita. Se io attraverso questa tentazione posso di nuovo far cadere questa donna, quest'uomo che ha dato il cuore a Gesù. E lui, fratelli cari, è un lavoro incessante. Quello che dovremmo fare noi è non abbassare mai la guardia, ma rimanere sempre in preghiera. Tornando alla parola quindi di questa sera, fratelli cari, vedere questa tentazione di Gesù, a volte noi rimaniamo un po' così senza parole, perché noi pensiamo che questa tentazione che il Signore ha ricevuto nel deserto, che è stato guidato dallo Spirito Santo, noi pensiamo che è un caso che è scritto a parte, dice vabbè, ma è una tentazione che riguarda Gesù, ma noi che c'entriamo in tutto questo? Fratelli cari, noi c'entriamo in tutto questo, poi andremo a vedere il perché c'entriamo in tutto questo. A volte veniamo meno perché noi pensiamo che, dice, ma lui era Gesù, era il figlio di Dio, difatti il nemico lo tenterà su questo, dice se tu sei il figlio di Dio. E quindi noi pensiamo, dice, che quella tentazione riguarda solo Gesù, non riguarda noi, ma invece riguarda noi, per un aspetto molto importante che andremo a vedere insieme, fratelli cari, perché è vero sì che il Signore è stato tentato sulla sua messianicità, cioè sul suo essere figlio di Dio, ed è stato tentato su questo, ma dobbiamo capire come il Signore ha, vinto il nemico delle nostre anime e come in questa sera vuole consigliare a me e a te di vincere contro il nemico delle nostre anime che forse in questo tempo si sta scagliando con tutte le sue forze contro di noi in svariati modi. A volte ci sono dei modi che il nemico ti attacca in modo subdolo, che noi non riusciamo a comprendere, delle cose strane, e non riusciamo a capire che dietro tutto quello che ci accade c'è sempre la mano del nemico che muove tante volte il cuore degli uomini e forse delle persone più care alla nostra vita. Quindi andiamo, fratelli cari, ad analizzare un attimo questo passaggio della parola di Dio. Se noi leggessimo un po' all'inizio del Vangelo di Luca, ecco perché prendevo questo passaggio e non lo prendo da Matteo, perché nella genealogia al primo capitolo di Luca lui fa risalire la genealogia di Gesù ad Adamo, mentre nel Vangelo di Matteo si ferma fino ad Abramo. Ma perché Luca, il medico, questa persona molto istruita, eloquente, guidata dallo Spirito, scrive questo? Perché fa risalire la genealogia di Gesù fino ad Adamo? Perché, fratelli cari, come è scritto in Romani, capitolo 5 al versetto 15, vi leggo questo versetto, è scritto così: la grazia però non è come la trasgressione, se infatti per la trasgressione di uno solo quei molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono per la grazia di un uomo, Gesù Cristo, hanno abbondato verso gli altri. Cioè Luca ci fa comprendere, fratelli cari, che per la trasgressione di Adamo, il primo, e di un solo uomo, il peccato è arrivato su tutti gli uomini.
E quindi lui fa risalire proprio la genealogia di Gesù ad Adamo, proprio per dire che Gesù è l'ultimo Adamo, che se quell'Adamo lì ha fallito e ha fatto sì che il nemico potesse entrare nel mondo e portare tutto quello che noi vediamo, attraverso Gesù, l'ultimo Adamo, noi possiamo ricevere vittoria. Questa è la verità. Se Adamo ha ricevuto una sconfitta perché nella tentazione ha ceduto, è caduto e quindi ha procurato tutto quello che noi vediamo che Gesù è figura dell'ultimo Adamo che ha riportato una vittoria schiacciante sul nemico delle nostre anime. Ecco perché Luca ci tiene a sottolineare questo aspetto importante. Ma ora passiamo, fratelli cari, ad analizzare ciò che è successo al nostro amato Signore. Vedete, parlavo di tentazione, quindi come dicevo prima vi posso parlare di due tentazioni, una che riguarda la messianicità di Gesù e l'altra che riguarda la sua umanità. Io voglio analizzare insieme a voi questi due aspetti per capire e comprendere quello che il Signore in questa sera vuole dire a tutti noi. Perché Dio ci ha destinati alla vittoria, fratelli cari, anche se il nemico continua a fare quello che fa, perché è normale, fratelli cari. Lui non si ferma, non si stanca, non va in ferie, non festeggia, ma lui imperterrito dice la parola che gira sempre e con i suoi accoliti, i suoi angeli tenta sempre. Ma sta a noi come poter vincere contro questo nemico che sta sempre lì a tentarci. E allora, fratelli cari, io voglio analizzare insieme a voi questi aspetti dove il Signore dice la parola proprio nell'ultima parte, dice che dopo 40 giorni, quindi nella parte più estrema della debolezza umana, perché dopo 40 giorni, fratelli cari, non si riesce più a stare senza mangiare e bere. E dice la parola di Dio che dopo 40 giorni, quindi, fratelli, quando noi siamo stremati, quando tu non ce la fai più, il nemico non viene quando tu sei forte, sei tante, sei pieno di Spirito Santo, ma il nemico, fratelli cari, vede la tua spossatezza nel tempo, vede la tua debolezza nel tempo, vuole spossarti e lui ti tenta e arriva con la sua tentazione quando vede che la tua debolezza è arrivata ai minimi termini. Quindi viene proprio quando vede che tu non ce la fai più, dice adesso io attraverso questa tentazione, attraverso questo mio tentare, io lo farò cadere, gli farò fare quello che io voglio. Proprio quando siamo deboli, quando non ce la facciamo più, quando tu dici ad un certo punto, Signore, io non ce la faccio più. Allora il nemico, fratelli cari, che cosa fa? Viene e ti dà una via d'uscita. Il nemico nella tua debolezza, nella tua spossatezza viene e ti dice, ti do io la soluzione come poter risolvere i tuoi problemi e le tue difficoltà. E ti dona, fratelli cari, la via d'uscita. E questo, fratelli cari, è successo a Gesù. La via d'uscita l'ha detto a Gesù perché il Signore aveva fame, fratelli cari. Nella sua umanità, come è vero uomo e vero Dio, ma lui aveva fame, aveva bisogno di mangiare, di bere, di riposare, di dormire, proprio come io e te. Quindi la tentazione del Signore non è lontana dalla nostra, perché il Signore è vero sì che è stato, tentato nella sua messianicità, perché lui dice il primo passaggio, se tu sei il figlio di Dio, di a queste pietre che diventino pane. Quindi se tu sei il figlio di Dio, tu puoi farlo, lui diceva. Tu puoi dire a queste pietre che possono diventare pane. Perché? Qual è il tuo problema? Tu hai fame, una necessità, è un'urgenza. Perché non dici a queste pietre, visto che sei il figlio di Dio, di far sì che queste pietre possano diventare pane? Io penso, fratelli cari, che di fronte a tanta, autorità nella nostra vita e possibilità, forse tanti di noi saremmo caduti. Dice, vabbè, io ho fame, c'è un'urgenza, una necessità, posso farlo? Lo farò. Ma vedete, fratelli cari, la risposta di Gesù. Se tu sei il figlio di Dio, di a queste pietre. Ma il Signore che cosa gli ha detto, fratelli cari? Che cosa ha fatto il Signore? È quello che dovremmo imparare noi. La risposta del Signore, fratelli cari, è apparentemente comune a tutti noi. Lui dice, è scritto anche, vi leggo se qualcuno vuole prendere appunti, in Deuteronomio capitolo 8 versetto 3. Quindi si rifaceva, alla Torah, ad una
ad una legge antica che diceva che l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca dell'Eterno. Vedete un po', fratelli cari, continua il nemico, non è che si stanca, vedete, il nemico non si ferma, non si stanca. Se noi ci possiamo stancare, lui no, e continua, lui continua a dire: se tu sei il figlio di Dio, dice la parola di Dio, io ti darò tutti i poteri di questo mondo che mi sono stati dati, se tu prostrandoti. Perché il nemico, fratelli cari, vuole l'adorazione. Il nemico vuole essere adorato, fratelli cari. Disse al Signore Gesù: io ti posso dare tutti i regni di questa terra perché mi sono stati dati se tu prostrandoti, cioè se tu adorandomi io te li do. Vedete un po' il nemico, fratelli cari, che cosa fa? E il Signore, fratelli cari, sempre in risposta a chi vuole prendere sempre qualche, un appunto, in Esodo 17,7 è scritto: non tentare il Signore Dio tuo. Gesù, il figlio di Dio, Dio stesso, in forma umana, ma si comporta, fratelli cari, proprio come io e te potremmo rispondere. Non usa, fratelli cari, la sua autorità, il suo potere, il suo essere figlio dell'Iddio vivente, perché lo era. E il nemico lo tentava proprio lì. E vi dico il perché dopo lo tentava proprio lì. Se tu sei il figlio di Dio. Andiamo all'altro aspetto, sulla terza tentazione. Quando il nemico non è che si arrende, lo porta sul pinnacolo del Tempio, dice la parola, è anche lì. Dice: se tu sei il figlio di Dio, buttati giù, perché è scritto. Vedete, il nemico usa anche la parola di Dio per travisarla, per non dargli quel senso di verità che ha. Perché vedete, molti prendono proprio come ha fatto il nemico in questo passaggio, prende solo un versetto della parola e ne vuole fare una dottrina, ne vuole fare un insegnamento. Questo è diabolico, perché questo l'ha usato anche il nemico, perché ha detto al Signore, gli ha citato anche un passaggio biblico che è scritto in Deuteronomio capitolo 6 versetto 13. Guarda che sta scritto a tuo riguardo che se ti butti giù il tuo papà manderà degli angeli finché i tuoi piedi non urti in nessuna pietra. Fratelli cari, per ultimo ha usato la parola di Dio. Ha detto: guarda che sta scritto a tuo riguardo, questo è scritto per te. Che papà non permetterà che tu possa cadere, possa urtare il tuo piede contro nessuna pietra. Allora dice la parola di Dio che dopo queste 3 tentazioni, fratelli cari, dice la parola che il nemico lo lasciò per un certo tempo. Sapete, poi ha continuato la tentazione, perché chi conosce un po' la parola di Dio nei Vangeli, che il nemico non è che si è stancato, lo ha tentato attraverso altre situazioni, altre cose. Ma vedete qui, dice la parola che ad un certo punto il nemico si è allontanato per un certo tempo. Fratelli cari, ma il nemico che cosa voleva fare nella vita di Gesù e che cosa vuole fare nella nostra vita? E il mio e il tuo comportamento, la mia e la tua risposta, qual è a quella che il tentatore viene e ti propina delle cose, e ti dice delle cose? Perché vedete, proprio quando noi ci troviamo in serie difficoltà, il nemico ti propone una via d'uscita semplice, facile, perché ti dice: tu puoi farlo, guarda che è scritto, guarda che è così, ti puoi muovere in questa direzione. Lo ha fatto con Gesù. Vedete, fratelli cari, l'ha fatto con Gesù perché lui aveva uno scopo secondario, oltre a quello che noi abbiamo letto. Noi siamo stati chiamati, fratelli cari, come dicevo prima, quando il Signore ci ha chiamato, ognuno di noi pensava, forse anche aver ricevuto questo insegnamento sbagliato, che una volta dato il cuore a Gesù, la nostra vita sarebbe stata tutta rose e fiori, tutto sarebbe andato per il verso giusto, le nostre strade erano tutte piane, tutte ben illuminate. Ma non è così, fratelli cari, non è così. È vero sì che il Signore è con noi e quindi ci darà sempre la vittoria, ma noi, fratelli cari, dobbiamo avere un comportamento e dobbiamo imparare a reagire alle tentazioni che il nemico ci dona attraverso l'insegnamento di Gesù. Gesù, fratelli cari, si è rifugiato non nella sua autorità, nel suo potere,
nel suo essere Dio, e lo era, ma si è rifugiato sotto l'egida della Torah, della legge. Lui ha risposto al nemico con la legge, con la parola di Dio. Ma il nemico lo voleva distogliere proprio da questo. Sapete da che cosa? Da uno spirito di servizio e di umiltà. Cioè che il Signore doveva ritornare nella sua gloria non soffrendo ed avendo uno spirito di servizio. Questa è la verità. Invece no, fratelli cari, perché è scritto nella parola di Dio, in Ebrei, al capitolo 5, versetto dal 7 al 9, vedete un po' che cosa ci dice questi due versetti della parola di Dio. Nei giorni della sua carne, con grandi grida e lacrime, egli offrì preghiere e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte e fu esaudito a motivo del suo timore di Dio. Benché fosse il figlio, ascoltate fratelli cari, benché fosse il figlio imparò l'ubbidienza delle cose che soffrì e reso perfetto divenne autore di salvezza eterna per tutti coloro che gli ubbidiscono. Il nemico, fratelli cari, voleva distogliere Gesù da uno spirito di servizio, di ubbidienza e di umiltà. Lo sapete che cosa gli diceva? Comportati da Dio. Perché devi attraversare la sofferenza, la rinuncia? Ma dice in questo passaggio, benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza delle cose che soffrì. Nessuno di noi vorrebbe attraversare le difficoltà, la sofferenza. Ma Gesù ci insegna, fratelli cari, che per vedere la gloria di Dio e Gesù per ritornare di nuovo nella gloria in cui era, doveva attraversare uno spirito di servizio e di ubbidienza e di soffrire per quelle cose. Il nemico gli voleva distogliere lo sguardo da quello che è scritto in questa parola, perché lui diceva: se tu sei il figlio di Dio, perché devi soffrire? Perché devi rinunciare? Tu puoi. Questo gli diceva il nemico, fratelli e sorelle, e questo ti dice il nemico a te. Dice: perché c'è tutta questa sofferenza, questa difficoltà nella tua vita, ma c'è una via di uscita. Fratelli cari, noi dobbiamo imparare sempre dal nostro amato Gesù, che ci ha insegnato proprio l'ubbidienza di essere figlio ed imparò da quelle sofferenze ciò che significava fare la volontà del Padre. Dice la parola di Dio, noi abbiamo letto e lo leggeremo nel giardino del Getsemani, quando il Signore dice che il suo sudore era come lacrime, perché lui era vero uomo e vero Dio, fratelli cari, ma in quel caso, in quel momento, lui stava soffrendo proprio come soffri tu e come soffro io. E stava gridando al Padre. E lui diceva: Padre, se tu puoi, allontana questo calice da me, ma sia fatta sempre la tua volontà. Perché la volontà di Dio, fratelli e sorelle, è sempre migliore della nostra. Io quando penso di risolvere le mie difficoltà con la mia volontà, io dico: sicuramente non è la volontà di Dio, perché il mio papà ha la volontà per me molto superiore alla mia. Io, per quando mi possa affaticare, pensare di cercare di uscire da determinate situazioni, io dico sempre: la mia volontà è sempre fallace, perché so che papà, e se mi rimetto nella sua volontà, nella sua parola, è papà che conosce la volontà per me e per te quale sia migliore. E Dio in questa sera ti sta dicendo una cosa particolare, a me, a te e a coloro che ci ascoltano da casa. Non risolvere le tue difficoltà contro il tuo nemico con la tua forza umana, intelligenza o capacità. Non ci riesci. Gesù non ha fatto questo, ci ha insegnato in questa sera che lui ha avuto uno spirito di servizio e di umiltà, di ubbidienza al Padre, e ha fatto una cosa quando il nemico l'ha tentato più di una volta. Si è rifugiato sotto l'egida della legge, della Torah, che era scritta nel suo cuore. Quando arriva il nemico come una fiumana sulla tua vita, tu rifugiati nella parola di Dio, di quello che Dio ti ha detto. E non cercare di ribattere al tuo nemico con le tue forze, con la tua intelligenza, con le tue strategie, perché non ci riusciresti. Ma rifugiati nella parola di Dio, rifugiati, mettiti sotto l'egida della legge, perché quando il nemico verrà a propinarti delle cose, una soluzione subitanea,
pronta, tu rispondi con la parola di Dio: so che il mio Dio provvederà e mi aiuterà, e soprattutto io riporterò una vittoria schiacciante. Perché, come dicevo prima, fratelli cari, il problema non è il fatto come io non debba sottocombere alla tentazione del nemico, ma soprattutto soccombere alla tentazione, ma io devo soprattutto capire, attraverso quello che mi ha insegnato Gesù, come riportare una schiacciante vittoria, perché Dio ci ha destinati alla vittoria. Anche se è un tempo, fratelli cari, che io sto attraversando un momento difficile e forse sto scalpitando, perché tu dirai: Signore, ma perché io debba attraversare questa difficoltà, questa prova, questa sofferenza? Perché permetti al mio nemico tutto questo? Perché noi dobbiamo imparare l'ubbidienza, e dobbiamo imparare, fratelli cari, una cosa importante nella nostra vita, che per vedere la gloria di Dio si attraversano percorsi difficili. Noi l'abbiamo visto in quello che è nella parola di Dio, in quello che è stato il trascorso, il percorso del nostro amato Gesù. Lui è ritornato alla gloria, fratelli cari, che aveva prima, ma prima ha dovuto attraversare tutto questo e ha vinto il nemico della sua anima, e il mio e il tuo, rifugiandosi sotto la parola di Dio, nella parola di Dio. Non ha usato la sua autorità. Il nemico voleva che lui potesse in quel momento comportarsi, sapete da che cosa? Da supereroe, da Superman. Dice: tu sei un diavolo, ma io sono il figlio di Dio, io ti schiaccerò, io farò diventare queste pietre pane. Il nemico in questo tempo ti sta dicendo questo, ma tu non ricevere questa sua tentazione, ma ribattilo con la parola di Dio. Dice: anche se è un momento difficile, particolare, ma io so che il mio Dio non mi abbandonerà, il mio Dio mi aiuterà. E per vedere, fratelli cari, la gloria di Dio bisogna attraversare, come abbiamo letto. Gesù nella sua umanità ha imparato a soffrire e ad essere ubbidiente al Padre, nella sua umanità, non nel suo essere Dio. Allora vedete questa parola, come in questa sera, pur se è un momento particolare, perché la tentazione riguarda il Signore, ma quella tentazione riguarda anche me e te, perché io comprendo e capisco che il mio amato Gesù non si è comportato da Dio verso il nemico, ma si è comportato contro il nemico nella sua umanità, rifugiandosi sotto la parola di Dio, nella parola di Dio, e rispondendo al nemico con la parola di Dio. Non rispondere più al nemico che ti sta tentando in questo tempo. Io non so da quale parte e come sia la tentazione che sta arrivando nella tua vita. Io conosco la mia. Fratelli cari, tutto quello che noi riusciamo a ribattere contro il nemico delle nostre anime, con la mia e la tua intelligenza, non riuscirà mai a vincere il nemico. Ma se io, fratelli cari, mi rifugio sotto le ali del mio amato Signore e rispondo al mio nemico con la parola di Dio, perché questa è la spada che noi alziamo ogni volta in alto. Questa è la spada, fratelli cari, che mi fa vincere contro il nemico della mia anima, contro il nemico della tua anima, contro quel tentatore, fratelli cari, che non si stanca e non si ferma. Con questa spada, perché il Signore ce l'ha data nelle mani. Questa è la parola di Dio che offende e distrugge tutte le macchinazioni e le tentazioni del nemico, quando io mi rifugio in essa. Quando io vedo che quelle promesse che sono scritte in questa parola sono anche per me e per te, e quei consigli che sono scritti in questa parola sono per me e per te, per farti vincere, perché il Signore ti dice in questa sera: tu sei chiamato alla vittoria. Ma come stai rispondendo al tuo nemico? Come hai fatto fino ad adesso? E vedi che il nemico ti punzecchia continuamente. Perché? Perché non rispondi e non ti rifugi in questa parola. Gesù ci ha insegnato questo, fratelli cari. Non comportarti da superuomo, da superdonna. Dici: io sono forte, io riesco a ribattere. Non ci riesci, non la spunti, non vinci. Ma se tu ti umili, soffri, come ci ha insegnato Gesù, e ti rimetti nella volontà del Padre, ti nascondi dietro di Lui e permetti che questa parola avanzi, Dio in questa sera, in questo tempo, ti darà la vittoria. E diciamo: come è arrivata la vittoria? Ma io non ho fatto nulla. Certo, nulla devi fare.
se non rifugiarti nella parola di Dio, se non rifugiarti nella volontà di Dio, se nel comprendere che attraverso tante difficoltà nella nostra vita, tante prove, forse anche tanta sofferenza, noi vedremo la gloria di Dio. Come il Signore ha vissuto un trascorso di sofferenze, di rinunce, ha ricevuto di tutto e di più, ma poi dice la parola di Dio che Lui adesso è seduto alla destra della potenza dei cieli. Lui è seduto lì, alla destra, è ritornato di nuovo nella sua gloria, dopo aver vinto, fratelli cari, contro il nemico delle nostre anime, e ha vinto nella sua umanità, nel suo essere Dio. Lo poteva distruggere in un attimo, in un momento. Dice, ma chi sei? No, perché in quella vittoria il Signore ci ha insegnato a me e a te a vincere. Dice, Signore, come ho vinto io e come mi sono comportato io, come ho risposto io, fai anche tu. Come ho vinto io, vincerai anche tu. Allora in questa sera, fratelli cari, teniamo questa parola forte nel cuore. Io non so quale sia la tentazione che il nemico sta ancora, attaccando la tua vita. Non lo so, perché possono essere svariate, diverse, in vari modi. Ma tu in questa sera, ascoltando proprio il consiglio di questa parola, smetti di lottare e permetti che il Signore possa vincere per te attraverso la parola. Allora vogliamo alzarci in piedi, fratelli cari, in questa sera, vogliamo fare un canto tutti insieme e metti questa parola incisa nel tuo cuore, sapendo che Dio ti vuole dare vittoria in quel che sta accadendo alla tua vita. Ti sta consigliando, ti sta esortando a comportarti come si è comportato Gesù, a rifugiarti nella sua parola, a rifugiarti nella tua stanzetta, a pregare il Padre delle misericordie e a darti vittoria. Rispondi con la parola di Dio a chi ti attacca, a chi ti tenta. Rispondi con la parola. Non rispondere con le tue parole, ma con la parola di Dio, come ha fatto Gesù. E anche quando qualcuno, perché il nemico userà a volte anche la parola di Dio, tu dovrai imparare a dire, è vero che è scritto, ma c'è altresì scritto. La dottrina biblica, gli insegnamenti della parola di Dio non vengono mai da un solo versetto della parola. Mai. Quando qualcuno ti dice questo e ti punta il dito sulla Bibbia e dice c'è scritto, lascia stare, allontanati. Perché la parola di Dio nella sua interezza è meravigliosa e la parola di Dio non si contraddice mai, fratelli cari. E la parola di Dio non va usata come ha fatto il nemico, a dire fai così perché è scritto a tuo riguardo. Ma Gesù, che è la parola, poteva sempre rispondere con la parola. Lui era la parola, fratelli cari. Chi lo poteva confondere? E noi, ringraziato il Signore, abbiamo questa parola nel nostro cuore. Quella legge, come è scritta in altri testi, scritta non più su tavole di pietra, ma sulle tavole del nostro cuore. In questa sera prendi forza e coraggio. Rifugiati nel Signore, rifugiati nella sua parola. E anche se stai soffrendo, dice, è un tempo, certo, ma per questa sofferenza, per queste difficoltà, io vedrò una gloria maggiore, perché questo mi ha insegnato il Signore. Nell'ubbidienza che soffrì ha visto la gloria di Dio, e noi vedremo la gloria di Dio se impariamo a soffrire, se impariamo ad essere ubbidienti, se impariamo, fratelli cari, a non comportarci da superuomini e da superdonne, ma imparare a mettere il Signore davanti e noi dietro, la sua parola davanti e noi dietro. E allora sì, che in questa sera il Signore vuole darti vittoria. Facciamo un bel canto tutti insieme, fratelli cari. Vogliamo ringraziare il Signore con tutto il cuore per come ancora in questa sera Egli ci ha consigliati a tutti, sapendo le difficoltà, le tentazioni che ognuno di noi sta ricevendo. Il Signore ti ha dato risposta, consiglio. Dici, comportati in questo modo. Forse fino a questo tempo hai sbagliato a comportarti in un altro modo, ma fai così e tu vedrai la gloria di Dio. Fai così e otterrai vittoria. Facciamo un bel canto tutti insieme. Grazie papà per la tua parola meravigliosa, meravigliosa papà, grazie. Siamo innamorati papà di te, della tua parola.
perché è meravigliosa. Ci consiglia sempre in modo come poter vincere sempre, continuamente, contro il nemico delle nostre anime, nella tua parola, papà. Grazie, grazie Gesù, grazie Gesù. Alleluia. Lodiamo il Signore tutti insieme, ringraziamolo il Signore, fratelli cari, perché Dio è buono con noi e ti ha dato fiducia in questo tempo. Dice: tu vincerai il nemico della tua anima. Tu, io ti ho dato autorità, ti ho dato vittoria, perché ho messo la mia parola nel tuo cuore. Tu vincerai, io ti ho equipaggiato. Alleluia, Signore, grazie papà. Grazie papà. Ti senti solo nel deserto, solo e senza forze, tutto è buio per te. Quando dici non riesco a uscire dal problema, pensi che nessuno ti ascolta, tu ricorda, è una battaglia, è contro te che il nemico si abbatte, egli conosce quel che vive dentro di te, cerca invano di abbatterti perché lui non conosce la fede che ha e non ti toccherà, perché alla fine Gesù la vittoria sul nemico darà. Lui ti darà. Ci saranno sempre prove, adesso il cammino che Gesù ha tracciato non ti lascerà mai. non ti lascerà mai. Ricorda le lacrime che hai versato ogni giorno, Dio le asciugava e ti diceva: Figlio mio, è una battaglia, è contro te che il nemico si abbatte, egli conosce quel che vive dentro di te, cerca invano di abbatterti perché lui non conosce la fede che ha e non ti toccherà, perché alla fine Gesù la vittoria sul nemico darà. La vittoria. Quando dici che ti senti solo nel deserto, Solo e senza forze, dillo. tutto è buio per te. Quando dici non riesco a uscire dal problema, pensi che nessuno ti ascolta, tu ricorda, è una battaglia, è contro te che il nemico si abbatte, egli conosce quel che vive dentro di te, cerca invano di abbatterti perché lui non conosce la fede che hai e non ti toccherà,
Ma tu ci credi? Tu ci credi che il Signore ti darà vittoria? Ma tu ci credi veramente? Alza la tua mano e dici: io ho ricevuto vittoria nel nome di Gesù, perché il Signore in questa sera attraverso la sua parola mi ha consigliato che io riceverò vittoria. Come Lui ha vinto, noi vinceremo. Ed è scritto nella parola di Dio, continuando il Vangelo di Luca, versetto 14: e Gesù nella potenza dello Spirito se ne ritornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione d'intorno. Andò nel deserto, vinse la tentazione, schiacciò il nemico, lo fece vergognare delle sue parole e poi dice che ritornò nella potenza dello Spirito e la sua fama si sparse per tutta la Galilea. Questa è riservata alla tua vita. È un percorso che ci troviamo ad attraversare, ma in questo percorso, in questo deserto, c'è la vittoria. È lì che si ottiene la vittoria, nel deserto. È lì che il Signore ti dà vittoria. In questa sera, vittoria a tutti. Vogliamo fare ancora un canto, perché la presenza di Dio è meravigliosa. La sua parola ha toccato il nostro cuore. E noi in questa sera, fratelli cari, se eravamo venuti nella sua casa un po' abbattuti, stanchi, come dice la parola, perché la tentazione è continua, l'afflizione è continua e tu mi sembri quasi di arrivare alla fine delle tue forze, ma in questa sera il Signore ha visto, dice: è vero che sei quasi alla fine delle tue forze, ma proprio alla fine delle tue forze tu riceverai vittoria nel nome di Gesù. Tu riceverai vittoria proprio quando pensi che sei sconfitto, che non ce la fai. Egli in questa sera ti ha parlato e ti ha detto: tu riceverai vittoria quando pensi di non farcela, quando è passato tanto tempo. Tu pensi che oramai le cose non cambieranno. Cambiano e Dio ci ha dato vittoria. Vogliamo adorarti ancora, papà, perché la tua parola è meravigliosa, è preziosa, è straordinaria. E noi in questa sera siamo rincuorati, siamo rafforzati, consolati. Abbiamo preso autorità nel nome di Gesù contro il nemico delle nostre anime. E dire: tu non puoi niente contro me, tu non puoi niente. Perché la parola di Dio è nella mia mente, nel mio cuore, è sulle mie labbra. Tu non puoi niente. Alleluia. Vogliamo adorarti, papà, vogliamo ringraziarti, glorificarti, vogliamo dimostrarti la nostra gratitudine, Signore, che non si ferma mai verso te. Grazie, papà, grazie, papà. Alleluia, alleluia, alleluia. Esaltiamo il Signore, fratelli cari, adoriamolo. Fai sentire la tua voce che in questa sera si alza in alto per ringraziarlo e per benedirlo. Dire: grazie papà, grazie papà, sei meraviglioso, Oh sei mio buono. Signore, cosa farei se non avessi te in questa vita mia? Oh mio Signore, Cosa farei, Gesù? cosa farei? Chi mi potrebbe consolare nel dolore? Chi guiderebbe i passi miei con amore? Chi troverebbe nelle prove una parola di conforto per me? Tu solo, tu, luce dell'anima. Solo tu, Gesù. Solo tu, Speranza. speranza del mio cuore, resta con me, sempre vicino a me. Cosa farei, Gesù? Cosa Farei sì te, dillo. Se non avessi te
Alleluia, facciamo un forte applauso al Signore. È vero, questo canto esprimeva tutta la nostra inefficienza di quando si vive lontano da Dio, ma si è ringraziato il Signore che Lui è arrivato nella nostra vita. E come è scritto nel Vangelo di Giovanni, ai primi versetti, nel principio era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio e tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola. E senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. E sia ringraziato il Signore per questa parola fatta carne che è venuta a dimorare nel mio e nel tuo cuore. Grazie papà, veramente non abbiamo parole da rivolgerti in questa sera per la gratitudine, Signore, che noi abbiamo verso di te. Ma permettici ancora, papà, di poter pregare per i nostri fratelli e sorelle che da casa ci stanno chiedendo preghiera per le loro difficoltà. E noi come Chiesa vogliamo stendere le mani e vogliamo pregare per Valentina che chiede pace. Signore, dona pace a questo cuore. Filippo per liberazione e conversione. Andonetta chiede preghiera per la sua vita. Consiglia per liberazione e guarigione e anche per la sua famiglia. Signore, intervieni con mano potente e tocca il cuore di questa famiglia. Raffaella per guarigione e liberazione. Gennaro, che il Signore lo liberi da abuso di farmaci. Signore, dona libertà e spezza questo legame nel nome di Gesù. Valeria per questo mal di testa. Signore, ed è bella questo mal di testa da Valeria adesso nel nome di Gesù. E ancora Giuseppe chiede preghiera per la sua colonna vertebrale. Signore, ristabilisci quest'uomo nel nome di Gesù. Mario per presto ritorno a Dio. Vincenzo per tentazione e guarigione. Signore, libera da questa tentazione e dona guarigione a Vincenzo. Per Luigi che chiede preghiera per i risultati di domani, che saranno risultati per la gloria di Dio. Ancora vogliamo pregare per la sorella Giulia per artrite alle mani. Signore, intervieni. Rachele per depressione, ansia, e che Dio guarisca anche la mamma dal cancro. Signore, intervieni nelle vite di queste nostre sorelle e dona guarigione e libertà nel nome di Gesù. E ancora il padre di Ciro per il giorno 16 che deve iniziare un inizio di chemio. Signore, preserva quest'uomo dalle chemio, ma soprattutto ti chiediamo guarigione anche per lui nel nome di Gesù. Signore Dio, cosa dirti, papà? Ti siamo grati veramente di cuore. E la nostra gioia, Signore, è la nostra gioia, Signore, essere qui e aver ascoltato, Signore, la tua meravigliosa parola, che ancora in questa sera, Signore, è arrivata per darci forza, sostenerci, ma soprattutto per darci vittoria contro il nemico. E vogliamo dirti grazie, papà. Grazie, 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 papà, in quell'unico nome che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Dio ci benedica, pace a tutti.